Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Maldessin e oggi parliamo di quelli che sono i 3 strumenti fondamentali che vanno a completare quello che è il mio, come dicono quelli fighi, workflow, il mio setting per andare ad eseguire il mio lavoro quotidiano. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, campanellina, mettete un bel mi piace a questo video e mi sembra sia tutto. Sigla! Avete fatto? Grazie mille ragazzi. Allora, innanzitutto questo dovrebbe essere il video numero 101, quindi sono molto contento e vi ringrazio perché mai avrei pensato di arrivare a fare tutti questi video. Sinceramente non me l'aspettavo, non so nemmeno come ho fatto. Infatti nei miei piani, prossimamente per il finale di stagione, il final season, ho in mente di andare a vedere se recuperare di nuovo il mini corso di HTML e CSS e aggiornarlo un attimo. Però adesso insomma ci sto lavorando, vorrei fare anche nuovi video di graphic design. A parte tutto questo, ne approfitto 2 secondi anche per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato un sacco durante queste 100 avventure. Ovviamente tutti voi che mi seguite, che non posso nominare uno per uno, siete quasi 1 migliaio, quindi vi ringrazio, ma volevo veramente dare un grazie millissime al buon Simone Gazzola, al buon Gaz di Simon & Simon, che mi supporta a 100.000. Ci crede più lui di me. Grazie Gaz, numero 1. Allora, detto questo, primo strumento per me fondamentale è avere un editor per andare a compilare il codice, editor che vedete praticamente in tutti i miei video. Questo editor si chiama Atom, viene sviluppato dai ragazzi di GitHub, è un editor gratuito che mi permette di andare ad eseguire tutte le operazioni che mi servono. L'unica piccola, tra virgolette, problematica è che è un editor che quando lo andiamo ad installare è praticamente vuoto. Pertanto bisogna andare ad installare tutta una serie di pacchetti che vanno ad aggiungere le funzionalità per gli errori, per i suggerimenti del codice, per le anteprima, per le icone, per WordPress, per l'HTML, CSS, PHP. Possiamo installare Emmet, i suggeritori di qualsiasi natura e genere. Come fare? Beh, c'è un bel video nel canale dove potete trovare tutte queste informazioni. I pacchetti da installare sono scritti nella descrizione del video su Atom che trovate nel canale. Il secondo software di cui naturalmente non posso assolutamente fare a meno per fare le grafiche dei miei progetti è il dannatissimo Adobe XD, software ragazzi che devo dire è veramente fantastico. Avete potuto vedere anche molti video sul canale dedicati proprio a Adobe XD e sono anche quelli tra l'altro che hanno ricevuto più visualizzazioni. Adobe XD è scaricabile gratuitamente dalla suite di Adobe, dal sito di Adobe. C'è una versione free che ha un unico limite, cioè non si può utilizzare la modalità cloud, o meglio, si può utilizzare la modalità cloud per un solo progetto alla volta e mancano tutte quelle dinamiche per cui il software possa essere usato a livello professionale da una web agency, ma per quello che riguarda il lavoro di un freelance, e io spero che rimanga per molto tempo ancora gratuito, il software in versione free è assolutamente più che sufficiente. Mi permette di fare i prototype, mi permette di andare a salvare in locale i miei progetti ed esportarli in diversi formati e in vari sezionamenti. Il grandissimo vantaggio di questo software è che è molto limitato da una parte per fare cose, cioè non fa fotoritocco, voglio dire, a differenza di altri software, ma si occupa solamente di fare mock-up grafici di questo tipo per andare a realizzare bozze grafiche per i siti web oppure anche interfacce grafiche per applicativi e applicazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Caldamente consigliato, un web designer professionista del 2020-21 non può farne a meno. Il terzo software che invece per me è irrinunciabile è un software su cui ho fatto anche un videocorso che non è presente sul canale, ma è un videocorso di 32 lezioni mi sembra, che è dedicato solamente ai clienti di Veneto Formazione ed è il fantastico Affinity Photo, software che mi ha aperto un mondo perché mi ci sono appassionato veramente un sacco, molto di più di altri con cui ho lavorato negli anni, e ha un grandissimo vantaggio: il prezzo è assolutamente vantaggioso e si paga una tantum, a differenza degli abbonamenti invece della suite Adobe per i vari Photoshop, Illustrator, eccetera. Affinity mi permette di fare tutte quelle operazioni di fotoritocco che non riesco a fare ovviamente con XD. Oltre a questo ha un altro grandissimo vantaggio: mi permette di aprire in modalità, con i livelli separati, in modalità progetto di lavoro, progettazione per capirci, anche i file PSD che mi possono arrivare magari da collaboratori che invece utilizzano Photoshop. Non di meno mi permette di salvarli anche in PSD, cioè quindi mi permette di avere una totale compatibilità con la suite Adobe per quanto riguarda quello che concerne il mio modus operandi. Rimane presente anche la classica estensione EPS che ci permette di aprire anche i file di Illustrator. Quindi ricapitolando, per avere un workflow
Madonna, io non so se sta parola qua è giusta, però vabbè, me lo lasciate. Se ho detto una cagata me lo dite nei commenti. Allora, per avere un triplete di software utili a fare questo mestiere, vi consiglio Atom, vi consiglio Adobe XD assolutamente, entrambi gratis, quindi meglio di così si muore. Fateci un pensierino con Affinity Photo, perché è veramente veramente un software fantastico e vi libera dalle problematiche di dover acquistare un abbonamento in casa Adobe, che sono ovviamente molto costosi. Il software costa intorno ai 54 euro mi sembra, e lo pagate una volta solo. Se avete un po' di fortuna lo beccate col Black Friday o col Cyber Monday, lo pagate meno della metà e siete a posto. Anche per oggi è tutto ragazzi, noi ci sentiamo alla prossima, grazie mille per avermi seguito, see you next time!